Bentornati in diretta con noi con questa puntata di Microfoni Aperti, ospiti come questa sera Luca Parodi, figlio di Andrea Parodi e tour manager dell'azienda, e Marco Pireddu che con il fratello Mario ha ideato Sardigna in Second Life. Appunto di Sardegna stavamo parlando, proprio di come è nata e visto che prima si parlava di musica, si parlava di Porto Torres, questa Porto Torres che ritorna. Va detto che proprio l'altro giorno, lunedì, è entrato finalmente a far parte di Sardegna Second Life anche il comune di Porto Torres. Sì. So che appunto ci tenevate particolarmente, giustamente essendo di Porto Torres. È stato presentato appunto l'ingresso del comune con dei video molto interessanti perché avete ricostruito l'ufficio turistico sempre in chiave virtuale, la torre aragonese e il ponte romano che avete idealmente collegato con l'isola dell'Asinara, a voler sottolineare anche quello che è il vostro sostegno ai lavoratori, che ricordiamo, i lavoratori della Vinyls che ormai da oltre un mese stanno su quella che purtroppo è diventata famosa per le cronache come l'isola dei cassi integrati, perché va detto che insomma questa è una cosa che vale la pena non trascurare mai, che la nostra isola purtroppo sta attraversando una crisi che riguarda l'industria, la chimica nello specifico, e a domino purtroppo investe tutti i settori della produttività isolana. E io ho trovato particolarmente importante che anche una realtà virtuale si sia fatta carico di un messaggio che invece è assolutamente e tragicamente, possiamo dirlo, purtroppo reale. Sì. Di questo continuiamo a parlare dopo perché dovremmo avere un telespettatore in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Luigi. Buonasera Luigi. È una bellissima trasmissione. Grazie. Veramente bella trasmissione. È merito dei miei ospiti, insomma, che questa sera ci stanno veramente portando in mondi inesplorati. Sì. Vorrei chiedere al signore alla sua destra, ecco, sì. Marco Pireddu di Sardegna Second Life. Se può spiegare un po' meglio a una persona che non se ne intende proprio niente di internet, di questa, si entra normalmente, non so come per poter entrare nella vostra realtà virtuale. E poi una cosa, in questa realtà virtuale sulla Sardegna si sente la voce di Parodi? Rispondiamo a entrambe le domande immediatamente. E poi vorrei dire un po' al figlio di Parodi che secondo me ha detto una cosa importantissima, quello che io senza capire niente dicevo sempre: a me piace la canzone sarda tradizionale, però mi piacerebbe anche che la canzone fosse normale cantata in sardo, cioè come esiste una lingua, una canzone in qualunque lingua sia. E secondo me Parodi ha fatto una cosa, a parte il fatto che era per me una voce importantissima e penso una delle poche persone che abbia rappresentato la Sardegna, e la musica è cambiata, diciamo, sono commosso, ecco. È cambiata non solo per quei motivi in cui diceva il figlio, ma è cambiata perché manca lui. Grazie. Grazie per l'intervento. Sì, a me fa molto piacere che i nostri telespettatori pongano l'accento su quella che è appunto la figura di tuo padre, perché insomma non è piaggeria, non è ma è veramente quello che sentiamo, è una figura che ha rappresentato molto per l'isola, una voce che ci ha accompagnato e continuerà ad accompagnarci, perché come ha detto il nostro telespettatore, insomma ha rappresentato veramente una pietra miliare per la nostra musica. Adesso vi ripasso la parola perché Marco, lo sospettavo, abbiamo da casa dei telespettatori che non hanno necessariamente 20 anni e non sono necessariamente super esperti di internet. Come si entra? Su Second Life. Su Second Life. Il telespettatore dice: ma è semplice, basta che io mi connetta a internet. È semplice, sicuramente. Forse devo rispiegare anche un pochettino di cosa si tratta, forse. No, di cosa si tratta io penso l'abbia capito. Da quanto ho capito, il telespettatore voleva proprio capire la modalità di accesso. Ok, allora quindi diamo un po' proprio le coordinate pratiche. Tramite due modi. Allora, il primo è andare nel sito di Second Life, semplicissimo, www.secondlife.com, seconda vita in italiano. E da lì deve solo scaricare il programma, cioè cliccare su download. Come per un qualunque programma che va installato? Sì, e rimane il programma installato sul computer. Ha il programma. Secondo fattore, bisogna sempre dal sito
iscriversi, c'è scritto tanto, iscriversi gratis, naturalmente sottolineiamolo che è gratis, È importante. e da lì in pratica ti costruisci il tuo avatar che è il personaggio attraverso cui entri in Second Life, perché senza il tuo avatar, senza un tuo account, diciamo Certo. così, tu non puoi entrare, ti serve effettivamente Quindi si entra sul sito, si scarica il programma e Oppure- si ha l'accesso. Oppure lo diciamo dopo perché abbiamo un altro Perfetto. telespettatore, evitiamo di farli aspettare in Perfetto. linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io ho 3 figli, però sempre con questa cosa di... Io sono una donna anziana, dei computer, tutte queste cose. Hanno cercato anche la discesa di nascita, perché io e mio marito siamo lui di provincia di Nuoro e di provincia di Sassari. E perciò i miei figli sono impazziti per i computer perché sono laureati, io non c'ho manco la quinta elementare. Però lo può usare sono anche lei, impazzita signora. Delle canzoni sarde. Mi prendono per matta in casa. Lei è appassionata di canzoni sarde? Sì, e poi di Parodi non ve ne parlo niente, perché mi sono comprata anche il disco. Vabbè, insomma, signora, Non so mettere questi radio di adesso, io non sono capace. signora, ma lei adesso ha l'occasione, c'è qui con me il figlio di Andrea Parodi, ha qualche curiosità che vorrebbe, insomma, Io vi soddisfare? guardo sempre mattina e sera voi di TeleG Grazie, troppo e vi buono. rompo sempre le scatole. No, signore, la benvenuta. Non sta rompendo le No, io scatole. guardate, se fate una trasmissione di cantare tutti in sardo, però in sardo, dal provincia di Sassari, provincia di Nuoro e la Gallura, però il cagliaritano no e non lo capisco. Va bene, signora. Io la ringrazio intanto per il suo Scusatemi, intervento. perché io quando ho visto il figlio di Andrea Parodi e parlando dei computer sono impazzita. Va bene, ci fa Buonasera, tanti auguri piacere. a tutti.